Bufera sull'autovelox sulla statale 47 a Romano Dezzelino, $500.000 di multe in più. Condannato a 3 anni l'uomo che travolse e uccise Alessandro Faronato, 45 anni, di Mussolente. Sicurezza nel Bassanese, il comando provinciale dei carabinieri fa il punto della situazione. Arma in festa, a Rossano Veneto va in scena il carosello militare, a Bassano l'ANC festeggia 100 anni. 2500 alpini dalla Pedemontana e dall'Altopiano in partenza per Udine, grande attesa per la Dunata. Arriva una nuova scuola montessoriana a Vallonara di Marostica, costerà €2 milioni. Paura questa mattina a 9 per l'incendio sviluppatosi nell'impianto a biomassa di Viano d'Ari. La procura apre un'inchiesta sul pestaggio di un 16enne fuori da una festa studentesca. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo il nostro telegiornale con una notizia che riguarda l'ormai celebre autovelox sulla statale 47. Migliaia le multe, $500.000 di entrate in più per le casse non solo comunali, ma il sindaco spiega lì corrono troppo e sorgono già dei litigi con gli altri primi cittadini. Abbiamo identificato ad esempio in statale 47 nell'arco di 2 ore oltre 170 violazioni della velocità, e non stiamo parlando di 50 all'ora persone che andavano a 70, stiamo parlando di tratto da 90 km/h in cui le persone vanno oltre i 160 km/h. Velocità folli, pioggia di multe, centinaia di migliaia di euro di sanzioni. Quella del Velox sulla statale 47 a Romano Dezzelino è una faccenda di cifre e sicurezza, di sindaci e polizia locale, d'Unione Montana e di disunione del territorio. Ma andiamo con ordine. Le sanzioni per eccesso di velocità nell'Unione Montana sono cresciute dal 2021 al 2022 del 684%, passando da 1.052 multe a 8.200. A conti fatti si tratta di 580.000 euro di entrate in più, gran parte delle quali sono in arrivo dall'autovelox posizionato proprio nel tratto di Romano della statale Valsugana. I conti sono stati portati nell'ultimo consiglio dell'Unione Montana del Bassanese, creando anche qualche attrito fra i sindaci. A fare chiarezza su queste cifre è il sindaco di Romano Dezzelino. L'ammontare delle sanzioni previsionale per il 2023 è di 530.000 euro, dai quali bisogna decurtare il costo della gestione dei verbali. Di conseguenza sono all'incirca 400.000 euro le sanzioni in più rispetto al 2022. Già, ma perché poi le multe arrivano a casa con l'intestazione dell'Unione Montana? Tutto questo servizio lo facciamo attraverso l'Unione Montana, che ci fornisce in convenzione con il Comune di Romano la strumentazione ma soprattutto i verbali, quindi le persone vedono scritto Unione Montana del Bassanese e sanzione nel territorio del Comune di Romano Dezzelino. Questo è una delle cause che ha portato a delle divergenze rispetto ad altri amministratori del territorio. La dinamica è effettivamente parecchio complicata dal fatto che il servizio di polizia locale dell'Unione è per ora solo in convenzione su Romano, che sta decidendo se entrare o meno nel servizio. Sulla posizione del Velox e sulle accuse di voler fare solo cassa, la risposta è invece piuttosto chiara. Sulla base di queste segnalazioni, grazie alla collaborazione con la nostra comandante della polizia locale, abbiamo identificato le zone in cui ci sono maggiori violazioni anche sulla base dello storico. In base a questo siamo andati a definire delle aree maggiormente soggette a controlli. E voi potete segnalarci quello che secondo voi non va bene, soprattutto con questa situazione degli autovelox. Vi chiediamo sicurezza stradale o soldi facili per i comuni? Fatecelo sapere, naturalmente poi ne parleremo nel corso della nostra informazione. Restiamo sulle strade perché è stato condannato a 3 anni di reclusione l'uomo che travolse e uccise un 45enne di Mussolente. Uno schianto violentissimo, il camion che finisce contro il furgone di Veneto Strade e lo trascina per 100 metri, sotto il corpo di Alessandro Farronato, 45 anni, di Mussolente. L'uomo stava lavorando assieme ad un collega per sistemare delle protezioni stradali. L'autotrasportatore di Ravenna di 50 anni non ha visto la segnaletica posizionata ed ha travolto ed ucciso l'operaio. Il mezzo pesante viaggiava a 84 km all'ora in un tratto il cui limite era di 70. Nulla da fare per il 45enne schiacciato tra il
il camion ed il furgone. L'autotrasportatore in tribunale a Treviso è stato condannato a 3 anni di reclusione. La tragedia era avvenuta lungo la strada provinciale che da Castelfranco porta a Resana. Il 50enne, fra l'altro, era risultato positivo ai test sull'uso di droga. Ma a scagionarlo, proprio il medico del pronto soccorso è intervenuto sul luogo della tragedia, che aveva riferito che l'autotrasportatore non avrebbe avuto nessuno dei sintomi tipici del consumo recente di stupefacenti. Per questo reato l'uomo è stato assolto. Il tema della sicurezza tiene banco a Bassano e dintorni dopo l'accoltellamento in Val Brenta, dopo la sparatoria di Fara Vicentino. Ne abbiamo parlato con i carabinieri. Prima la sparatoria a Fara Vicentino, la morte di Soufiane Boubagura, l'incubo terrorismo, l'agente della polizia locale ferito, per poi passare all'accoltellamento di sabato nella lite tra 2 vicini a Val Brenta. Il tema sicurezza preoccupa ma non allarma i residenti nel Bassanese, anche se sono in aumento microcriminalità e baby gang. Come si sta intervenendo e quali sono anche le soluzioni possibili per andare a garantire un servizio, una sicurezza sempre maggiore? Ma io partirei innanzitutto dai recentissimi nuovi innesti che hanno registrato il comando provinciale, perché proprio ieri sono stati presentati 37 carabinieri. Un importante potenziamento delle forze e dei servizi. In media ogni giorno l'Arma conduce circa 70 servizi esterni. Questa sarà un'ulteriore spinta per garantire, al territorio e alla comunità la massima protezione. L'Arma ha intensificato l'attività informativa e di contatto con i cittadini, presupposti che certificano quanto le forze dell'ordine e i carabinieri siano presenti sul territorio. Emergono comunque dei dati su cui riflettere e intervenire. Noi registriamo una tendenziale costanza nei cosiddetti fenomeni di microcriminalità. Desta certamente una particolare attenzione notare come sia in costante incremento il fenomeno dei maltrattamenti in famiglia. Abbiamo registrato nell'ultimo periodo effettivamente diversi episodi che hanno visto come protagonisti, purtroppo in negativo, dei minorenni. Occorre contestualmente fare una riflessione molto attenta per prevenire questo fenomeno. A proposito di carabinieri, domani un appuntamento imperdibile a Rossano Veneto. Pomeriggio di emozioni e tradizione mercoledì alle 18 in Villa Caffo a Rossano Veneto, dove storia e spettacolarità si intrecciano nel carosello militare con fanfara e picchetto d'onore eseguito dal 4° Reggimento dei Carabinieri a cavallo. A intonare l'inno di Mameli la straordinaria voce di Katia Ricciarelli. Spostandoci a Bassano, sabato 13 maggio l'Arma celebra anche un altro evento, i 100 anni della sezione locale dell'Associazione Nazionale Carabinieri. La cerimonia è ricca di significato e di simbologie. Una delle cose più importanti e basilari sarà la riconsegna della sezione alle generazioni future. Siamo molto vicini ai cittadini perché abbiamo dei gruppi di volontariato, abbiamo dei nuclei di volontariato e protezione civile. Una giornata di appuntamenti che culmineranno con la messa alle 11 nella chiesa di Santa Maria il Colle. Per l'occasione del centenario il comune di Bassano esporrà il gonfalone. Non capita tutti i giorni che un'associazione compia 100 anni, poi con questa natura così particolare, così vicina alla cittadinanza, di carabinieri appunto che hanno cessato la loro funzione operativa ma che continuano a dedicarsi alla città. Dal pennacchio dei carabinieri alla penna nera degli alpini, vediamo. Entra nel vivo la settimana della 94esima adunata degli alpini, in programma nei prossimi giorni a Udine. Dal Bassanese arriveranno in città 2500 penne nere delle 3 sezioni del territorio per portare in terra friulana il nome e il prestigio dell'Ortigara, Calvario degli Alpini, del ponte che degli Alpini porta il nome e di un'area che da sempre ha un rapporto fortissimo con le penne nere. Saranno fra i 1200 e i 1500 gli alpini in partenza dalla sezione Monte Grappa di Bassano, che stanno già lavorando a pieno ritmo per organizzare l'impegnativa trasferta. Almeno 500 le penne nere della sezione di Marostica che partiranno già dalle prossime ore alla volta del capoluogo friulano. A questo numero vanno aggiunti familiari e simpatizzanti che come sempre accompagneranno i loro cari per questo importante evento nazionale. Più di 300 anche gli alpini della sezione Monte Ortigara che dall'altopiano dei 7 comuni raggiungeranno il Friuli.
Le partenze sono previste da giovedì in avanti, anche se qualcuno si è già portato avanti per salutare qualche vecchio commilitone e per visitare Udine. Come sempre ci saremo anche noi per una serie di dirette, servizi ed edizioni straordinarie per raccontare questo imperdibile appuntamento. Domenica Rete Veneta sarà in diretta da Udine a partire dalle 7:30 del mattino per portare nelle vostre case tutte le fasi dell'ammassamento e della sfilata fino a sera. Passiamo alla pagina della cronaca, andiamo a 9, c'è stato un incendio oggi. Dapprima una fumaiola nera di fumo che man mano diventa più visibile trasformandosi in colonne e salendo nell'aria. In pochi istanti una vera e propria fiammata che viene controllata quasi subito, anche se nell'impianto di lì a poco giungeranno i vigili del fuoco. Sono le 7:18 quando torna la paura tra i cittadini di Nove per l'incendio sviluppatosi nell'impianto a biomassa di Via Nodari. A girare le immagini inviate alla redazione di Rete Veneta sono stati i membri del comitato No Biomassa 9 che dopo anni di battaglie continuano a monitorare l'impianto. Realizzato nel 2016, nonostante i cittadini avessero manifestato più volte la loro contrarietà e raccolto migliaia di firme, questo impianto di cogenerazione da 199 kW, unico in Italia, continua a destare grandi preoccupazioni nei cittadini che su questo attendono impegni precisi dal futuro sindaco del comune. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di Napoleone Bonaparte che insomma sappiamo dormì anche a Bassano, c'è una targa che ricorda la sua presenza perché ci sono fortissime polemiche per la decisione di un comune veronese di dedicare una via proprio a Bonaparte. Siamo rimasti profondamente amareggiati di vedere un comune veneto, addirittura della provincia di Verona, il comune di Rivoli, che ha osannato, che ha fatto una grande manifestazione a favore di Napoleone Bonaparte, colui che proprio nelle Pasque veronesi uccise 2000 persone. Quella targa a Napoleone, scoperta nel comune di Rivoli con la partecipazione del comune di Verona, mentre altrove, come per esempio a Madrid, si celebrava la resistenza a Napoleone, è un fatto che ha lasciato basiti in un'associazione come Venetinet, composta da cittadini, professionisti, intellettuali e imprenditori che studiano la storia della Serenissima, occupandosi anche di temi attuali come il federalismo e l'autonomia del Veneto. Che dei veneti celebrino l'uomo che pose fine alla Repubblica di Venezia, secondo Venetinet risulta discutibile non solo dal punto di vista storico, ma anche culturale e politico. La Serenissima era una repubblica ed era resistita come repubblica per secoli, in mezzo a tante monarchie. Immaginate solo che l'invenzione di Gutenberg della carta stampata con la tecnica moderna, quindi le stamperie moderne, trovò la sua prima utilizzo, il suo primo proprio uso massivo a Venezia, perché a Venezia c'era la libertà, si poteva scrivere, pensare liberamente. E venirci a dire che Napoleone abbia portato valori che noi non avevamo, questa è un'ulteriore grande offesa al popolo dei Veneti e alla nostra storia. Napoleone non portò alcun progresso in uno stato in cui le idee illuministe circolavano da decenni e avevano influito sugli uomini di governo e sulle gestioni delle istituzioni. Da Venetinet sostengono come al contrario eseguì fucilazioni seriali, istituì tribunali speciali, distrusse innumerevoli chiese, conventi e palazzi, rubando opere d'arte. Non si può non dimenticare tutti i danni, i furti, i saccheggi, le stragi che egli perpetrò all'interno della Repubblica Serenissima. Ecco perché protestiamo col comune di Rivoli, perché chiediamo un incontro chiarificatore, perché riteniamo offensivo per tutti noi veneti che venga fatta questa rappresentazione gloriosa di quest'uomo che ha portato il disastro nella nostra regione, nella nostra storia. Vi racconteremo come sempre come andrà a finire. Cambiamo ancora argomento, parliamo del premio di architettura bassanese. Dall'architettura pubblica a quella residenziale fino agli edifici industriali. Torna con la sua seconda edizione il premio di architettura Città di Bassano del Grappa, un bando dedicato a valorizzare l'arte della costruzione, un riconoscimento sempre più prestigioso e che con il tempo estende le sue radici a sempre più territori. Se la prima edizione è partita un po' in sordina anche a causa della pandemia, la seconda edizione vede un territorio molto più allargato con l'adesione di 24 comuni, oltre al patrocinio del Consiglio della Regione del Veneto per dare un po' di lustro e prestigio, Fondazione Inarcassa e ovviamente
un accordo che durerà nel tempo con l'Ordine degli Architetti di Vicenza. Il bando è riservato alle opere di architettura di nuova realizzazione, completate tra il 1 gennaio 2017 e il 31 luglio 2023, in una mappatura che copre l'intero ambito territoriale definito Pedemontana e Territori del Brenta. Non si premiano progetti, ma si premiano opere realizzate, quindi fabbricati realizzati, siano essi residenziali, appartenenti al mondo produttivo, oppure anche opere pubbliche. Questo a voler premiare proprio la sensibilità da parte dei progettisti, ma soprattutto dei comiteti che intendono costruire in maniera integrata rispetto al territorio. Vedremo se verrà affidata a qualche architetto di grido la nuova scuola montessoriana di Marostica. Un polo di formazione all'avanguardia nella frazione di Vallonara. E questo è il progetto dell'amministrazione comunale di Marostica per una nuova scuola montessoriana da creare nell'area delle vecchie scuole del paese. Lo annuncia il sindaco Matteo Mozzo. È un progetto innovativo e di rilancio di tutto quello che riguarda l'istruzione a Marostica ed è l'avvio di un nuovo processo legato al metodo Montessori. In quest'ultima settimana abbiamo cominciato a presentare alla cittadinanza il progetto definitivo esecutivo della nuova scuola di Vallonara, dove abbiamo ricevuto un contributo PNRR da 150.000 per la realizzazione del progetto, in attesa naturalmente dei bandi che stiamo aspettando, dove abbiamo già partecipato per la realizzazione del nuovo plesso. La scuola montessoriana costerà 2 milioni di euro e riguarderà comunque altre frazioni e anche il capoluogo, mentre per il territorio sono molti progetti dell'amministrazione ancora in ballo. Il discorso scolastico abbraccia totalmente, indipendentemente che sia in una frazione o l'altra, perché i ragazzi arrivano da tutte le frazioni e dai quartieri e dal centro storico, ma anche da fuori, perché mira a essere attrattiva anche per gli altri territori. In ogni frazione stiamo facendo le ultime verifiche e sarà nostra intenzione, come abbiamo fatto inizio mandato, fare un cronoprogramma di tutti i lavori e interventi se dovesse naturalmente essere eletto, per programmare tutti gli interventi urgenti e straordinari. Sicuramente la manutenzione e la salvaguardia del territorio per ridurre il rischio idrogeologico, come sempre da inizio mandato, sarà uno dei capisaldi. Enego va al voto, andiamo a conoscere uno dei due candidati. È partito il conto alla rovescia che porterà i cittadini di Enego a scegliere il nuovo sindaco. Marco Frison, candidato della lista civica Progetto Enego e già presidente della Proloco, lancia la sua volata puntando sul dialogo. Il dialogo con i cittadini è il filo che collega tutto il nostro progetto Enego. È proprio questa la parte più importante. Dobbiamo fare in modo che le persone, i ragazzi che si trovano ad Enego non scappino, restino ad Enego. Facendo cosa? Dando dei servizi magari aggiuntivi rispetto ai paesi, alle città della pianura e legandoli al nostro territorio. Le priorità sono chiare e abbracciano mondo del lavoro, sostegno all'istruzione per le famiglie, aiuti concreti per i commercianti e territorialità. Dal giorno dopo le elezioni, ribadisce Frison, Enego deve ripartire. C'è da aprire le porte del nostro comune, che troppo spesso sono state chiuse negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Bisogna che le persone non abbiano paura di entrare in un ufficio comunale, bisogna che le persone si sentino a casa. Il comune è la nostra casa. Il sindaco, una volta un amico mi ha detto, e voglio fare mia questa frase, è l'ultimo dei cittadini. Il sindaco è a disposizione dei cittadini e quindi spero che la prima cosa che succeda è che i cittadini eneghesi, i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori salgano in comune e insieme creiamo Progetto Enego. Torniamo in pianura, andiamo a Cartigliano dove i bambini vanno a scuola di protezione civile. Tutti i bambini delle scuole elementari di Cartigliano a lezione di sicurezza con la protezione civile di Nove, mattinate di esercitazioni per capire, giocando, quanto è importante sia sapere cosa fare in caso di emergenza, capire come utilizzare la radio, cos'è l'elicooperazione, come orientarsi in una stanza invasa dal fumo e non solo. Abbiamo degli operatori di antincendio boschivo che mostrano i veicoli, i mezzi che vengono usati durante un incendio. Il gruppo in fondo è il gruppo del lavoro di squadra e la leadership. Questo è il gruppo più interessante perché promuove il valore di lavorare in gruppo. Un'iniziativa promossa dal Comune di Cartigliano all'interno di un ampio e consolidato progetto di sensibilizzazione e formazione. Un modo per informare e sensibilizzare i più giovani, perché sicuramente nel futuro avranno delle situazioni in cui dovranno purtroppo rendersi conto che la realtà è anche questa.
Vediamo tutte le altre notizie dal territorio. Stadio di atletica leggera Cassola del GS Marconi ha ospitato una delle tappe venete della Run for Hope, la staffetta solidale podistica che quest'anno viene organizzata a favore dell'Associazione per la ricerca sul cancro. Il sindaco Cristiano Montagnere e gli assessori Michele Ferronato ed Elena Bontorina sono stati ad Umago per il gemellaggio tra i due comuni, un'occasione per parlare di progetti di condivisione non solo istituzionali ma anche culturali, sportivi, sociali ed economici. Il progetto della rotatoria per la messa in sicurezza dell'incrocio tra Viale dei Martiri e Via delle Streghe a Campagnalta entra nel vivo, siglato l'accordo che consentirà al comune di ottenere 83.000 euro per la realizzazione dell'opera. È stata aperta un'inchiesta per il pestaggio di un sedicenne fuori da una discoteca nell'Alta Padovana. I carabinieri stanno ascoltando gli amici e i genitori del sedicenne pestato sabato notte dopo aver partecipato ad una festa studentesca nella discoteca Storia di Santa Giustina in Colle. La procura e il Tribunale dei minori di Venezia hanno aperto un'inchiesta per lesioni gravissime. In queste ore si stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne al locale che i gestori hanno già consegnato ai carabinieri. All'interno della discoteca erano presenti anche 12 vigilantes proprio per monitorare l'andamento della serata, una festa studentesca a cui partecipavano quasi 900 ragazzi. I carabinieri potrebbero acquisire anche i cellulari dei giovani, visto che durante la serata anche altri 2 ragazzi sono rimasti leggermente feriti e sono stati medicati sul posto. Il sedicenne, che abita nella provincia di Padova, era rientrato a casa accompagnato da un amico e intorno alle 4 di notte si è sentito male. Aveva vistose contusioni al volto. Il padre lo ha portato in ospedale, dove è stato operato per una frattura cranica e per ridurre un ematoma cerebrale. Il ragazzo, ricoverato ora nel reparto di neurochirurgia, si sta riprendendo, si è svegliato e ha detto di non ricordare nulla della serata in discoteca. Il papà è stato sentito dai carabinieri di Campo San Piero. Per individuare gli autori del pestaggio sarà fondamentale capire dove e quando è avvenuta la rissa, se all'esterno o all'interno della discoteca. Questa sera puntata davvero speciale di Focus con il nostro direttore, che avrà come ospiti i candidati sindaci della città di Vicenza. Ci saranno infatti Francesco Rucco, Giacomo Possamai, Edoardo Bortolotto, Claudio Cicero, Stefano Crescioli, Anna Rita Simone e Lucio Zoppello. Si confronteranno ovviamente sui temi di questa campagna elettorale a pochi giorni dal voto. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e vi lasciamo al meteo.